Li avevano sfiorati i carabinieri di Palmanova un mese fa, tanto da costringerli a mollare la refurtiva sul posto e scappare. Il posto, il cimitero della città stellata, il malloppo, le coperture di rame delle tombe di famiglia. Ma alla fine li hanno presi nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, quando avevano appena messo a segno l'ennesimo colpo, questa volta nel veneziano, a San Stino di Livenza. Proprio lì carabinieri friulani, in collaborazione con i colleghi veneti, li hanno fermati mentre a bordo di un furgone con targa bulgara facevano rientro in Friuli per poi attraversare il confine e recarsi in Romania a vendere il rame rubato. Erano in 3 tutti i rumeni che abitavano saltuariamente e abusivamente nel vecchio casello ferroviario di San Giorgio di Nogaro, assieme ad alcuni ragazzi minori sulla cui presenza stanno indagando gli uomini dell'Arma in collaborazione con la polizia ferroviaria. Sono ritenuti responsabili di 4 colpi accertati messi a segno a Palmanova, Muscoli, San Stino di Livenza e Quarto d'Altino, quest'ultimo addirittura nella notte di Ognissanti, per un valore di rame rubato che si aggira tra i 90 e i 100.000 euro. Sono stati arrestati nella nottata tra il 17 e il 18 novembre, al termine di un'indagine che è durata comunque un mese. Era un mese che questi furti andavano avanti nei vari cimiteri della zona. L'arresto è stato fatto per un caso specifico, l'ultimo. Dopodiché è stata fatta un'informativa al magistrato riepilogando tutti i vari fatti riconducibili a questa banda qua, e il magistrato ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagine non è conclusa perché gli stessi romeni potrebbero essere responsabili di altri furti in cimiteri più piccoli della Bassa Friulana. Le indagini stanno proseguendo, l'aliquota operativa della mia compagnia sta proseguendo le indagini per vedere eventuali altri collegamenti. Abbiamo accertato da almeno un mese, cioè dalla metà di ottobre, quindi fino alla al 18 novembre, il momento dell'arresto. Non sappiamo se in precedenza c'era stato dell'altro. Agivano sempre di notte dopo un sopralluogo durante il giorno all'interno del camposanto prescelto. Prima rompevano le coperture delle tombe e poi caricavano rame su 2 furgoni con i quali raggiungevano il mercato romeno. Per rifornire di carburanti i 2 mezzi avevano preso di mira alcuni cantieri della Bassa Friulana da cui prelevavano nottetempo il gasolio. I 3 si trovano ora in carcere a Udine e dovranno rispondere alla Procura di Venezia, a cui sono stati trasmessi gli atti di furto aggravato e probabilmente anche di vilipendio di tombe.